La stoppata che ieri con la sottoscrizione dell'atto di indirizzo del Ministro è stata fatta verso la produzione della centrale di Monfalcone a carbone è veramente storica. 50 anni di produzione con il carbone per Monfalcone, ma anche per il territorio circostante, hanno significato inquinamento, spesso anche dei problemi sanitari. Questa scelta molto importante della revisione del piano di massimizzazione nasce dal grande lavoro, per il quale ringraziamo, del Vice Ministro Gava, con la quale ci siamo sentiti costantemente, e che grazie alla scelta appunto della revisione anche delle altre centrali, ma della stoppata a Monfalcone, ci consente di guardare decisamente con maggior serenità al futuro. Ora ci sarà da applicare la convenzione con la dismissione dell'impianto e la realizzazione di un'area che apre Monfalcone anche verso il mare ad altre attività. Ma godiamoci questa grande giornata in cui l'atto di indirizzo del Ministro prevede che appunto a Monfalcone non si produca più con il carbone.